Cronache Trevigiane ha incontrato anche Federico Canera, assessore al turismo di Regione del Veneto, per fare un po' una fotografia dell'andamento del turismo, chiamiamolo artigianale ed enogastronomico. Il servizio. Soddisfazione per il reparto alimentare ed enologico perché, secondo l'analisi di Coldiretti, 4 italiani su 10 hanno preferito un souvenir come formaggio, vino, salumi e olio. Un ricordo dei luoghi, ma soprattutto un pezzo di identità territoriale da riportarsi a casa dal ritorno dalle vacanze. I turisti oggigiorno, quando si muovono, vogliono vivere un'esperienza e molte di queste esperienze sono legate anche ai prodotti che vengono creati nel territorio che visitano, siano essi prodotti di artigianato ma anche enogastronomici. Pensiamo tra l'altro che il 25% dei turisti che si muove a livello internazionale lo fa anche con una motivazione enogastronomica, quindi c'è un turista che si muove esclusivamente per quello e tutti gli altri comunque, prima di lasciare il paese o la regione in questo caso, comprano un souvenir legato proprio all'artigianato o all'enogastronomia. E nella regione più turistica d'Italia la scelta non manca, dalle bollicine ai vini rossi, ma anche formaggi, salumi e prodotti orticoli che si incontrano fuori dalle grandi mete turistiche. Ed è per questo motivo che noi stiamo puntando molto sul cosiddetto turismo slow, cioè lento del territorio, che va al di fuori dell'esplorazione dei classici, delle classiche mete turistiche come può essere Venezia o Verona, ma che punta su quello che io chiamo l'altro Veneto, l'entroterra, che dà la possibilità proprio di scoprire anche quelle che sono le produzioni tipiche del nostro territorio. E quindi è importante produrre prodotti di qualità e far capire che questi prodotti vengono creati proprio in quel specifico punto che è stato visitato, quindi collegare territorio a produzione enogastronomica. Ovvio che questo poi si trasforma anche in souvenir. Investimenti quindi e maggiore attenzione all'accoglienza del turista in un'ottica di continuo sviluppo di marketing territoriale che ricade come volano economico nell'intera regione. Questo è fondamentale e fortunatamente c'è già chi in Veneto si è strutturato così. Ci sono agenzie apposite che danno la possibilità ai nostri produttori di poter spedire qualsiasi prodotto enogastronomico in tutto il mondo. Questo permette al turista di viaggiare in tranquillità, di spostarsi all'interno del nostro territorio regionale con tranquillità, di fare tutti gli acquisti che vuole fare sapendo che poi quel prodotto arriva fresco e garantito a casa. Fortunatamente questo tipo di tecnologia è già a nostra disposizione e sono molti i produttori che se ne stanno già avvalendo.